C'è stato un teatro bellissimo dai 50 ai 30 anni fa che poi ha perso un po' quota, diciamo così, per non esagerare. E quindi un delitto è un po' una frase, un concetto un po' forte, ma diciamo che il potere politico non ha fatto nulla per preservare le componenti ideali, emotive, di entusiasmo e di verità e di politicità di quel teatro, per cui da molti decenni il teatro si è annacquato, è diventato non più teatro ma spettacolo teatrale, ma questo sto generalizzando naturalmente, ci sono ottimi spettacoli anche adesso. La verità è che c'era una speranza in tutto l'Occidente, non soltanto in Sardegna né soltanto in Italia, e invece gli eventi così, della politica internazionale e nazionale ha fatto sì che la cultura ha perso quota e non è stato sostenuto, insomma, il teatro. Quindi sia l'architettura teatrale, sia i sistemi produttivi, sia l'organizzazione delle città hanno portato che per assecondare un pubblico sempre più sollecitato sul piano del successo, dell'edonismo, del piacere, dei soldi, della seduzione femminile anche, ha incoraggiato l'allestimento di spettacoli evasivi leggermente o pesantemente dalla realtà. E quindi questo è, credo, non lo dico soltanto io, credo che ci sia una vasta letteratura su questo. E quindi niente, noi abbiamo calcato la mano col titolo Un delitto fatto bene, nel senso che eravamo talmente orgogliosi di quel teatro che abbiamo fatto, io e i miei compagni, che abbiamo chiamato delitto l'affievolimento di quel clima politico-culturale che ha portato a farne un teatro diverso, un teatro leggermente diverso. Ecco, l'abbiamo chiamato delitto un po' esagerando. Qualcuno ha ammazzato quello spirito, quella tensione, la classe politica, intellettuali e anche il giornalismo culturale che nella mia concezione è nella sfera dell'intellettualità, non possiamo nasconderlo. E quindi questi signori sono tutti un po' responsabili, un po' tutti dei simpatici omicidi in XVI. I bravi maestri sono non quelli che insegnano la materia, non soltanto uno entra in classe e deve fare il 50% che insegna la materia e il 50% deve dare testimonianza di come lui prende la vita. Quindi questo credo di essere stato maestro un po' in quello, perché ho sempre ironizzato e sempre giocato con tutti quelli che mi circondavano. Può essere utile questo libro perché intanto è la storia di una equipe, di un gruppo di ragazzi, parlo a voi ragazzi adesso, un gruppo di ragazzi che hanno tentato di fare una cosa che quasi sempre non riesce, quasi sempre fallisce e che invece è durata 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40, 50, 55. Noi siamo qui in questa sede di Teatro Sardegna che con la sua presenza testimonia che quella vicenda di quei ragazzi è continuata e si è conclusa felicemente. Naturalmente questo per Teatro Sardegna, poi anche io ho il mio crosuolo, le mie soddisfazioni aziendali, siamo divisi simpaticamente nell'83, però quella equipe, quel gruppo di giovani ecco, quindi voi giovani, se credete in qualcosa, sia nel teatro sia in altri campi, sia chiaro che il teatro non è che sia la totalità della vita, no, prima di tutto c'è l'amore, spero che siate d'accordo. Ecco, se uno crede in qualche cosa lo può con tenacia e con sacrificio e con molta coerenza portarla a termine, anche se oggi è molto più dura, però per voi siete facilitati perché oggi fare teatro politico, cioè denunciare la disumanità della vita, è più facile, ci sono più strumenti, avete la rete, avete internet, avete un sacco di strumenti che noi non avevamo. Noi per fare certe cose dovevamo fare i salti mortali per ottenere una copia di qualcosa, uno strumento, un libro, una rivista. Voi potete tac tac, cioè, state attenti che questa facilità può prendervi la mano perché dovete starci un'ora, non 5 ore,
un'ora. Sto scherzando. I giorni devono andare avanti, anche oggi mentre stiamo parlando io ho visto sulle brevi dei giornali che ci sono molti giovani sconosciuti che che reciteranno stasera qualcosa che a loro preme, che a loro interessa, e vedo che sono scelte non dai piccoli titoli, dai piccoli nomi che sento, che vedo, che leggo, sono nomi che denotano un interesse off rispetto al sistema, e questa è la natura dell'attore, del teatrante, deve essere sempre fuori, deve sempre essere off e contro.